Buonasera dal TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Amministrative in Sicilia, Messina confermato Basile, a Enna vince Crisafulli, mentre ad Agrigento si va al ballottaggio tra due candidati di centrodestra e centrosinistra. Pomeriggio di paura a Catania, divampato un grosso incendio nella zona naturale della Timpa di Leucatia, al confine con il comune di Sant'Agata Libattiati, residenti costretti a scappare via dalle proprie case. Sparatoria a Palermo, ferita una ragazza alla testa da un proiettile vagante. Interrogato il giovane che ha fatto fuoco, secondo gli investigatori, a scatenare la rissa. E poi la sparatoria, un regolamento di conti tra due bande. Siracusa, arrestato l'uomo che a Noto ha sparato contro la casa della ex compagna. Nella sua auto trovata una bottiglia con l'acido per sfregiare la ex. A Catania morti in un incidente stradale, due giovani motociclisti si sono scontrati all'incrocio fra via Umberto e Musumeci, dito puntato sull'alta velocità in un punto spesso teatro di incidenti. Sole, mare e auto d'epoca. Il lungomare di Mondello per un giorno dimentica le polemiche ed esibisce la vettura storica della sesta edizione del concorso d'eleganza. In mostra anche una Ford Torpedo del 1929. E poi il calcio, incubo, Catania ad Ascoli. I rossazzurri perdono 4-0 l'andata della semifinale dei playoff. Mercoledì al Massimino la partita di ritorno, serve un miracolo per i tifosi. Si avvicina lo spettro di un altro anno in terza serie. Dunque, ben trovati, i risultati ufficiali arriveranno probabilmente a notte fonda, ma l'andamento delle elezioni amministrative in Sicilia mostra già con chiarezza la tendenza. Il punto di Maglio Viola. Scrutini agli sgoccioli nei principali comuni al voto in Sicilia. Dopo un lungo testa a testa, ad Agrigento si profila una vittoria al primo turno, sia pure di misura, per Michele Sodano. Il candidato del centro-sinistra riesce a passare battendo Dino Alonge e Luigi Gentile, due candidati del centrodestra. Ad Enna il viceré Mirello Crisafulli torna sindaco con oltre il 60% delle preferenze, doppiando Ezio De Rose. In provincia di Agrigento, a Raffadali, c'è invece il passaggio del testimone da un Cuffaro a un'altra. Silvio, fratello di Totò, lascia la poltrona di sindaco dopo 2 mandati e passa il testimone alla nipote Ida, figlia di Giuseppe, il più piccolo dei fratelli Cuffaro, che ottiene quasi l'80% dei consensi. Milazzo riconferma sindaco Giuseppe Midili, sostenuto da liste civiche di ispirazione centrodestra. Termini Imerese conferma Maria Terranova, civica di centrosinistra. Nel siracusano, ad Augusta Versoa riconferma di Giuseppe Di Mare del centrodestra, a Floridia di Mario Carianni del centrosinistra. Testa a testa a Lentini fra Pupillo e Fisicaro. A Marsala debacle del centrodestra, con Giulia Damo che si ferma prima del 15% e Andreana Patti del centrosinistra pronta a diventare sindaco con oltre il 50%. Nel catanese Giuseppe Castiglione in vantaggio a Bronte, Nino Grillo a Randazzo, mentre a San Giovanni la Punta viaggia verso la sindacatura Mario Luciano Brancato. Sono 5 infine i sindaci che correvano come candidati unici e che sono stati eletti battendo il quorum. 3 di questi sono in provincia di Messina, 2 nel Palermitano. A Messina si va verso la conferma di Federico Basile a sindaco, un successo largo sulla coalizione del centrodestra e ancora di più su quella del centrosinistra. Francesco Triolo. Federico Basile è sempre più vicino a riprendersi la poltrona di sindaco di Messina. Il candidato di Sud chiama Nord in netto vantaggio dopo i primi dati diffusi tra exit poll e proiezioni. La prima proiezione delle sezioni scrutinate ha visto il sindaco uscente attestato al 53,7%, confermando un margine ampio sugli avversari, ma anche nella seconda proiezione Basile sale al 56,3%, Scuria scende al 28,2% e Antonella Russa al 13,8%. Nella terza proiezione Basile è al 55,7%, Scuria al 28% e la Russa al 13,5%. E nella sede elettorale di Basile, all'annuncio dei dati, è scattato già un lungo applauso nel primo pomeriggio, clima dimesso invece negli altri 2 comitati del centrodestra e del centrosinistra. Né Antonella Russa né Marcello Scuria si sono presentati per rilasciare dichiarazioni attendendo il risultato ufficiale. Anche Basile sta attendendo il dato definitivo ed è previsto un appuntamento con tutti i sostenitori a Piazza Duomo al risultato ottenuto. Un successo quello di Basile che si è profilato sin dai primi exit poll, quando veniva stimato in una forbice compresa tra il 51 e il 55%. Scuria era indicato tra il 27 e il 31%, mentre la Russo tra il 13 e il 17%.
Alla chiusura dei seggi registrata alle 15, l'affluenza definitiva si è attestata al 61,93%, ben il 6% in più rispetto alle ultime amministrative. In provincia invece arriva il dato da Milazzo, dove è stato confermato Pippo Midili, mentre a Barcellona se la stanno giocando testa a testa Nicola Barbera e Melangela Scolaro. Pomeriggio di paura a Catania, divampato un grosso incendio nella zona naturale della Timpa di Leucatia, al confine con il comune di Sant'Agata Libattiati. I residenti costretti a scappare via dalle proprie case, 2 vigili del fuoco feriti. Eva Spampinato. Fiamme possenti e residenti scappati via dalle proprie abitazioni. Intorno alle 16 un grossissimo incendio è divampato nella zona naturale della Timpa di Leucatia. Siamo nella zona nord di Catania, in questo terreno che confina con il comune di Sant'Agata Libattiati. I residenti della zona non hanno dubbi sulla natura dell'incendio. È la terza volta, questa è forse la quarta volta che c'è un incendio doloso in pochissimi anni. Ho visto la colonna di fumo e mi sono immediatamente immaginata, perché qui gli incendi scoppiano solo su questo terreno, che è stato tra l'altro recintato già 3 volte. L'incendio era arrivato sino a qui, questa è la zona che i vigili del fuoco hanno già completamente domato, ma l'incendio, che pare spegnersi, poi riprende corpo. I vigili dunque stanno continuando ad intervenire con le truppe da terra, mentre l'elicottero dall'alto coordina i lavori indicando le zone che sono più interessate dalle fiamme, in modo che i colleghi poi da terra possano intervenire. Non si può utilizzare il Canadair in questo momento perché la zona è piena di cavi dell'alta corrente e si potrebbero creare dei cortocircuiti. In tutto ciò un vigile del fuoco è caduto, ha battuto la testa e si è ferito. E un altro vigile ha riportato ferite alla mano. Costante il via vai dei mezzi dei vigili del fuoco, non manca la preoccupazione mentre arrivano anche i sindaci di Catania e Battiati. È una cosa pericolosa perché abbiamo tutta una zona di erbacce e di cose. È pericoloso per noi e per tutta la zona del Canalicchio. È ovvio che è uno strano incendio, ecco, molto strano, certamente non per il sole, per il forte caldo, non è questo. Solo quando il rogo sarà definitivamente domato si potranno conoscere le cause dell'incendio. Sparatoria a Palermo, ferita una ragazza alla testa da un proiettile vagante. In caserma il giovane che ha fatto fuoco, prima la rissa e poi gli spari, secondo gli investigatori, per un regolamento di conti tra 2 bande. Marco Gullà. È stato individuato e si trova in caserma il giovane che a Palermo, tra via Isidoro Lalumia e via Quintino Sella, ha sparato almeno 4 colpi di pistola, ferendo alla testa una ragazza di 21 anni. Si chiama Pietro Graziano e avrebbe spiegato ai carabinieri che non era sua intenzione sparare. Un'altra notte di follia e violenza nel capoluogo, una rissa scoppiata, sembrerebbe, tra 2 gruppi e poi sfociata in una sparatoria. 4 probabilmente i proiettili sparati, uno di questi ha raggiunto un SUV Audi Q3. All'interno c'era una ragazza che è stata raggiunta in testa e il proiettile è rimasto sotto la cute. Le ha provocato una frattura della teca cranica. In mattinata l'intervento chirurgico a Villa Sofia non è in pericolo di vita. L'obiettivo del proiettile però che ha colpito la giovane era diretto al fidanzato di lei, alla guida dell'auto. Il giovane, che ha precedenti per lesioni, abita nella zona di Pallavicino e avrebbe preso parte alla maxi rissa. Il vetro dell'1.8 posteriore dell'Audi ha attutito la forza del colpo, che ha poi raggiunto la ragazza. Combattiamo, contrastiamo, denunciamo, siamo affidati a un avvocato, abbiamo fatto tante cose, atto extragiudiziario, eccetera, eccetera. Il risultato è questo, il risultato è che tutto il lavoro, l'energia, la voglia, il desiderio, che le regole vengano perseguite, la realtà non c'è, perché c'è qualcuno che ha deciso che le regole non devono essere osservate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Al momento tra le piste c'è il possibile regolamento di conti tra bande. Siracusa, arrestato l'uomo che a Noto ha sparato contro la casa della ex compagna. Nella sua auto trovata una bottiglia con l'acido per sfregiare la ragazza. Francesco Loi. La mimosa sul cruscotto e il parabrezza bucato dal proiettile. La violenza di un 54enne contro l'ex compagna che poteva finire in tragedia. L'uomo però è stato fermato poco dopo e adesso si trova in carcere. Sono almeno 3 i colpi partiti dalla pistola, tutti diretti contro quest'auto, parcheggiata in questo ronco
campo di fiori di via Genovesi. Questa telecamera ha filmato tutto. Prima l'uomo è venuto qui con un coltello per tagliare le gomme dell'auto. Poi intorno alle 23 è tornato, ma questa volta con in pugno un'arma da fuoco. Bersaglio, il portoncino di casa e l'auto della 35enne, parcheggiata davanti. Quanto accaduto vi preoccupa? Un po' sì, certo. Questi spari di notte. Insoliti sono. Non è che abbiamo noi questi generi qua di cose mai viste a livelli così. I carabinieri non hanno ancora trovato l'arma, ma nell'auto dell'uomo c'era una bottiglia con dell'acido. Lo aveva detto, voleva sfregiare la sua ex, non accettava la fine della relazione. Adesso andiamo a Catania, dove 2 giovani motociclisti sono morti in un terribile scontro avvenuto in pieno centro. Si punta il dito sull'alta velocità in un incrocio spesso teatro di incidenti. Tonino De Mano. Un autentico bagno di sangue, un palo della segnaletica piegato e la vetrina di un negozio in frantumi. È la scena di un terribile incidente stradale avvenuto intorno a mezzanotte in pieno centro a Catania, costato la vita ad un giovane catanese di 21 anni e ad un ragazzo dello Sri Lanka di 23. A causare lo scontro, con molta probabilità, sarebbe stata l'alta velocità in un incrocio, quello tra le vie Umberto e Musumeci, teatro quasi giornalmente di incidenti. Agghiacciante la scena agli occhi dei soccorritori, il corpo di una delle vittime riverso in una pozza di sangue incastrato al palo che vedete. L'altro motociclista esanime dopo essere stato sbalzato contro la vetrina di un negozio. I medici del 118 hanno solo potuto constatare i decessi. La procura di Catania ha subito disposto la restituzione delle salme ai familiari. La morte dei 2 centauri, sebbene riconducibile all'alta velocità e ad una probabile mancata precedenza, ripropone il problema della sicurezza. Il botto è stato abbastanza potente per come mi hanno raccontato. Il problema è l'alta velocità. Diciamo che questo incrocio è un incrocio abbastanza pericoloso. C'è quasi un incidente al giorno. Questo incrocio è un incrocio abbastanza pericoloso, perché non è la prima volta che succede. Soprattutto i rider di notte che sprecciano, neanche rallentano, passano tranquillamente come se avessero diritto alla precedenza, ma così non è, perché qui devono dare precedenza a destra. Sulla vicenda indaga la polizia locale, che sarebbe già in possesso dei filmati dei sistemi di videosorveglianza. Ancora episodi di violenza giovanile, questa volta nell'Agrigentino, nel cuore del capoluogo. 2 giovani si affrontano a colpi di bottiglia tra i passanti. A Santa Margherita di Belice 12 indagati per una maxi rissa nel centro storico. Davide Sarto. Fine settimana di violenza, risse e sangue nell'Agrigentino. Dal capoluogo alla provincia, tra Agrigento e Santa Margherita di Belice, esplode l'allarme sicurezza con aggressioni, feriti e giovani denunciati. Scena da Far West ieri mattina nel cuore di Agrigento, a Porta di Ponte, in via Atenea. 2 giovani immigrati sono affrontati a calci, pugni e colpi di bottiglia sotto gli occhi di passanti e turisti, mentre centinaia di cittadini si recavano ai seggi per votare. Una lite sfociata in pochi istanti nella violenza e conclusa solo grazie al tempestivo intervento degli agenti delle volanti, che hanno evitato conseguenze peggiori. I 2 contendenti hanno riportato ferite non gravi e sono stati medicati dal personale del 118. E non è stato l'unico episodio. 12 giovani sono indagati per la violenta rissa scoppiata sabato pomeriggio a Santa Margherita di Belice, coinvolti 5 tunisini minorenni ospiti di una comunità e 7 ragazze del Belice, tra cui 2 minorenni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tutto sarebbe nato nel centro storico per poi trasformarsi in una furibonda aggressione a colpi di sedie e bottiglie. Diversi feriti trasportati in ospedale, alcuni dei giovani coinvolti erano già noti alle forze dell'ordine. E torniamo sull'incendio doloso che ha colpito il lido esagono di Aci Castello. A meno di 48 ore dal rogo la struttura è regolarmente aperta al pubblico nonostante gravi danni subiti. Nel frattempo l'episodio ha innescato una dura serie di reazioni. Confcommercio e il sindacato dei balneari lanciano l'allarme sul rischio di forti pressioni mafiose nel settore. Adelaide Barbagallo. La risposta più forte a chi ha appiccato il rogo, devastando parte del solarium, arriva direttamente dai gestori. Nonostante i gravi danni, il lido esagono lungo la scogliera di Aci Castello nel Catanese è regolarmente aperto. Un segnale di resistenza immediato dopo la notte in cui i criminali sono saliti dagli scogli per appiccare il fuoco.
L'attentato ha innescato un'ondata di indignazione e reazioni. Il presidente di Confcommercio Catania, Pietro Agen, parla di sciacalli per un attacco compiuto a un'azienda che cercava di ripartire dopo i danni del ciclone Harry. Un gesto vigliacco, lo definisce Ignazio Ragusa, presidente regionale del sindacato italiano balneari, studiato per colpire un'impresa proprio nel momento più delicato dell'anno, quando si lavora senza sosta per garantire servizi, sicurezza e accoglienza ai cittadini e ai turisti. Entrambi lanciano l'allarme. La criminalità organizzata punta a impossessarsi delle imprese balneari e chiedono alle istituzioni di accelerare il rinnovo delle concessioni per proteggere le aziende sane. Solidarietà anche dai gestori di altri stabilimenti. Le indagini delle forze dell'ordine intanto proseguono per dare un nome ai colpevoli. E a Palermo un'infermiera è stata aggredita al pronto soccorso dell'ospedale Cervello. La donna circondata e colpita alla testa con un'asta per flebbo da un giovane ubriaco accompagnato da un amico. La donna accerchiata da un gruppo di persone che erano con il giovane, minacciata di morte. E cambiamo argomento. A Partinico i finanzieri hanno arrestato un uomo che spacciava cocaina vicino al mercato settimanale. Aveva con sé diverse dosi pronte per essere cedute, oltre a un panetto di droga del peso di circa 1 chilo e il valore di 70.000 euro in contanti. Metti in moto la legalità. Polizia di Stato è a Dio Pizzo, a Braccetto, per una giornata speciale dedicata alla memoria. Protagonisti anche gli studenti del Cannizzaro di Catania. Tonino De Mana. Metti in moto la legalità, con maglietta bianca che raffigura Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sorridenti e rilassati prima che Cosa Nostra potesse eliminarli con il tritolo. Uccisi, ma non dimenticati, con la delegazione Catania del Motoclub Polizia di Stato in collaborazione con Addio Pizzo, che ha scaldato i motori per una giornata dedicata alla memoria. Protagonisti anche gli studenti dell'Istituto Stanislao Cannizzaro, che hanno fatto visita al 10° reparto mobile della Polizia di Stato. Sui risultati della lotta alla mafia ha parlato anche Salvo Fabio di Addio Pizzo. Non abbiamo ancora sconfitto la mafia, però è cambiato tanto nella percezione che le persone hanno del fenomeno mafioso. La mafia ha cambiato strategia, non fa cose eclatanti, stragi eclatanti, ma vive in un sottobosco che a volte si addentra nelle istituzioni. Allora cosa fare? Ci dobbiamo preoccupare, perché quando la mafia non uccide non significa che la mafia è stata sconfitta, ma anzi è esattamente il contrario, vuol dire che fa in tutta tranquillità i suoi traffici e i suoi affari. Molti commercianti non denunciano perché hanno paura e non hanno fiducia. E allora cosa dire a loro? Mi dispiace dover constatare che ancora c'è un retaggio duro a morire. Noi lo diciamo anche nelle scuole, con i ragazzi, negli incontri che facciamo. Dopo la morte di Libero Grassi trovatevi qualche imprenditore, qualche commerciante che ha denunciato ed è stato ucciso. Saliamo in sella per non permettere alla polvere del tempo di coprire il sacrificio di chi ha lottato contro la mafia. È lo slogan, ma non solo, dell'iniziativa. Crediamo nel futuro e nei giovani, per cui fare vivere a questi studenti un'esperienza differente da protagonisti della storia per noi è particolarmente sentito. Ricordati la strage di Capaci e l'uccisione dell'ispettore capo della polizia Giovanni Lizio. Auto d'epoca sul lungomare di Mondello, il concorso di eleganza del Club Lauria. In mostra anche una Ford Torpedo del 1929. Marco Gullà. Sole, mare e auto d'epoca. Il lungomare di Mondello si riempie del fascino senza tempo delle auto storiche con la 6ª edizione del concorso di eleganza per auto d'epoca organizzato dal club canottieri Ruggero di Lauria. Una meravigliosa mostra d'auto, in concorso modelli di autovetture costruite sino al 1940 e quelli dal 1941 al 1996, suddivisi nelle 3 categorie: berline, coupé e aperte e auto di particolare pregio, costruite tra il 1996 e il 2006. Intervengono utilmente sul tessuto cittadino, offrendo occasioni come queste di buon gusto e, come abbiamo detto, di utile conoscenza della storia dell'automobile. In questa sfilata anche auto realizzate nella prima metà del Novecento e altre di particolare pregio, tra cui la Ford Torpedo del 1929, vincitrice del premio Best of Show dello scorso anno. Noi siamo veramente contenti. Basterebbe questa sola manifestazione per poter arricchire
il nostro anno sociale. Turisti, appassionati e curiosi, tutti in fila per ammirare l'eleganza di queste auto. E adesso una pausa, tra poco con il calcio, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Dopo la sconfitta pesantissima di Ascoli, il Catania è chiamato a un miracolo. In 90 minuti emersi tutti i limiti di una stagione. Marco Carli. Altro che settimane da raccontare. Ai tifosi questi playoff, a meno di miracoli clamorosi, resteranno nel ricordo come quelli della disfatta di Ascoli. Un Catania assente, spazzato via dai bianconeri. Nella partita più importante, nella fase della stagione decisiva, i rossazzurri hanno mostrato in 90 minuti tutti i loro limiti. Oggi siamo arrivati, secondo me, con tante situazioni al limite. Ho cercato di tirare il collo a tutti fino alla fine. L'Ascoli è arrivato meglio di noi dal punto di vista della fiducia, della consapevolezza. I 4 gol che potevano essere di più, il dato del possesso palla del primo tempo superiore all'80% per i marchigiani, la sensazione che si sia giocato a porta romana per i più giovani ad una porta sola. E poi gli unici tentativi nel finale, Duffizzi e Guiebre fenomenali contro giocatori che in casa rossazzurra hanno fatto scena muta. Ora serve almeno mostrare l'orgoglio e dopo mercoledì, a meno di miracoli, Pelligra, ripreso con gli occhi lucidi in tribuna dopo la partita, guarderà a questi 3 anni e penserà a tirare le somme. E adesso una breve pausa, tra poco per altri aggiornamenti. Per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.